Questa crisi, ne abbiamo parlato tante volte, ma secondo lei ne usciamo, come ne usciamo? Sta andando come ce l'aspettavamo? Stiamo entrando nel pieno proprio in questa fase, ecco, della crisi economica, e anche il Veneto comincia a soffrirne in maniera pesante. Ci sono centinaia e centinaia di imprese venete che hanno chiesto da tempo la cassa integrazione straordinaria, quella ordinaria, e devo dire che in Veneto tra l'altro si trovano in difficoltà perché non ci sono tutte le risorse che servirebbero per coprire questa domanda, ecco. È evidente che c'è stata una sottovalutazione anche degli effetti di questa crisi. Non ne usciremo in tempi brevissimi, ecco, e quindi c'è da sapere che occorre mettere in campo un'iniziativa forte per sostenere le imprese da un lato e i lavoratori dall'altro. La proposta che abbiamo avanzato come Partito Democratico di un assegno per la disoccupazione in questa fase mi pare un fatto estremamente importante ma necessario, perché sono tantissimi purtroppo i lavoratori che si ritrovano in questa condizione. Però i soldi, risponde Berlusconi, ci piacerebbe tanto, ma i soldi non ci sono. Ma i soldi ci sono e vengono utilizzati anche in modo, direi, un po' maldestro. Guardiamo la vicenda di Alitalia dove si sono letteralmente buttati, ecco. Ci vuole la volontà politica, questa sì, ecco. È una proposta che tra l'altro anche le organizzazioni sindacali dimostrano di apprezzare, di far propria, di sostenere, e che noi porteremo in Parlamento, perché non riteniamo che si possa così tranquillamente passare sopra questa indicazione che noi abbiamo avanzato senza discuterne in modo approfondito in Parlamento. Ripeto, ci sono decine di migliaia di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e occorre avere una politica che sia in grado di tutelarli in questa fase. Ieri, mentre ne parlavo di questo stesso argomento con l'onorevole Scerto, mi ascoltava il senatore Stradiotto che poi mi ha dato un messaggio dicendo: avete fatto disinformazione sulle intenzioni di Franceschini. Quando parliamo di disoccupati, perché poi ho sentito rispondere a Franceschini via radio il ministro Brunetta, bisogna distinguere però chi è disoccupato e perché. Non c'è di solito una grandissima differenza. Chi è disoccupato lo è perché non riesce a trovare lavoro o perché lo perde, ecco. E oggi siamo in una situazione drammatica. Ci sono, ripeto, decine di migliaia di lavoratori che perdono il posto di lavoro. Non affrontare questo problema mi pare una follia totale, nascondersi dietro le formule altrettanto. È un problema con cui bisogna assolutamente che la politica